Assessore Zanier, qual è l'importanza da un punto di vista didattico del progetto Scopri Natura? L'importanza è da un punto di vista didattico, ma anche dal punto di vista di un percorso di crescita poi per i nostri ragazzi, dove c'è la possibilità di farli incontrare con quella che è la necessaria tutela, la necessaria coscienza che c'è, ci sono delle regole che vanno quindi rispettate nel momento in cui si approccia l'ambiente naturale, ma anche al fatto stesso che all'ambiente naturale è necessario approcciarsi, è necessario riappropriarsi anche a livello culturale dell'idea che la ruralità e la naturalità sono due elementi indispensabili anche per la crescita poi delle future generazioni, perché non è un ambiente che deve essere considerato come qualcosa solamente da guardare dall'esterno, ma è un ambiente che va vissuto in modo corretto e deve essere quindi un percorso che li pone nelle condizioni di potersi poi creare una coscienza su delle basi corrette e concrete. Questo secondo me darà loro anche degli strumenti migliori per tutte le fasi della loro evoluzione, della loro crescita, perché sono quelle basi sulle quali anche noi abbiamo costruito un po' le nostre vite, che si stanno un po' perdendo in un concetto nel quale l'ambiente naturale è un po' al di fuori della quotidianità. Ispettore Masiello, il centro didattico di Basovizza offre moltissime opportunità per le scuole e per le famiglie. Sì, quest'anno abbiamo fatto una cosa particolare perché sono i 10 anni che noi operiamo nella nuova struttura realizzata nell'ex vivaio forestale di Basovizza e abbiamo progettato una serie di iniziative dedicate a tutte le scuole della regione che possono venire a Basovizza e insieme a noi fare un'escursione nei boschi del circondario e dopo noi abbiamo delle attività per interessare i ragazzi a fare delle osservazioni naturalistiche in questi boschi.